Ragazzi, e benvenuti a Sant'Ati. Oggi è festa grande, è festa manna direbbero qua in Sardegna. Pane, olio e non solo.
Il territorio di Sant'Aglia è meraviglioso. Qui è il gazebo della Prologo, quindi non sbagli, caschi proprio bene. Poi mi faccio un giro, continuo, ci sono altre domus da vedere e poi mi fermerò a mangiare da qualche parte pure io. Tanto c'ho un paio di amici qua, fanno finta di lavorare, gli hanno detto ci venite a dare una mano, c'hanno un bicchiere di birra a mano, fate te. Guido, Manuela, Pietro, salute, a che t'hanno su? Altro sanno su. Volesse, guarda. E qui già stanno belle preparazioni, guarda che banco di lavoro. Hai capito? Boss! Guarda che salsiccia, oh. Tutta preparazione, eh? Sì. Bella. Questo. Oh, però voglio pure andare a vedere il fuoco. Sono passato un po' perché posso entrare per fare una ripresa, perché se venga all'ora di pranzo qui te menano, non ti fanno entrare, non puoi passare. Guarda che staff che c'hanno, te. Boh. Casara sa. Mica, guarda che bella situazione, eh? E ancora niente. Già lo credo. Che miseria. Poi una cosa meravigliosa, che la festa la vivono pure loro. Esatto. Vila, fumano tranquilli, stanno rilassati, guarda che braciere che c'è. Bisogna mantenersi idratati. Ah sì, perché fa caldo. Perché fa molto caldo. Davanti al fuoco sicuro. E qui fanno la bruschetta, te. Che spettacolo. Massa che braciere che c'avete qua. Bello, sì? No, non mi fa bere mo perché sto stomaco vuoto. Però ripassi dopo. Ah, Dai. sicuro che ripasso, beh, vedi un po'. Fanno indorava poi. Dai, infatti. Allora, Forse voleva un po' di sale. no, però già va bene pure così. Poi vabbè, ovviamente la cosa fantastica, in Sardegna caschi sempre bene, a volte sembra che me ne approfitto, perché ti invitano sempre a qualcosa. La normalità. Lo so, però non è sempre così, fidati. Tanto lo sai, no? Come no? Bello, sì. Marco, dimmi. Con qua. Ho capito adesso. Sì, adesso ne vedremo. Bella sta cosa, mi ricorda molto l'inferrata a Genzano. Praticamente loro mettono queste stampe sopra, su carta, e poi dopo usano il mezzo sale, che è quello che mi hanno detto che si usa per fare i pomodori secchi. Il mezzo sale lo tingono e poi dalle stampe loro ricreano con il sale che è stato tinto il disegno che ci sta sopra. Bella storia. Peccato che poi, essendo arte effimera, andrà via. Poi dice, la signora dice che è passata la festa, io non quelli della nettezza urbana, devono tutto.
Io avrei bitransennato sicuro, ma come facevo più passare nessuno qua. Perciò, belle cose. Grande Sant'Adi. Già sotto controluce non si legge ai treni, ma tu lo sapevi che c'hanno la metro pure a Sant'Adi, che qui hanno organizzato una cosa da paura fantastica, c'hanno la metro meglio qui che a Roma, pensa un po'. Sant'Adi, a parte che è bellissimo il paese, è pieno di siti tutto intorno, al di là che c'è il mitico culturo umano, il bosco di Pantaleo, poi il Montecoso del WWF, però c'hanno una tomba dei giganti, c'hanno il museo Pantaleo che rimane dove c'è stata l'agenzia Forestas. Tutti questi siti che tu li puoi visitare te portano con la metro, c'è la navetta, paghi in eresia a seconda di quello che vuoi vedere, e qui hanno fatto la via proprio dedicata a sta cosa. Infatti c'è gente lì pronti a pià la metro 2, ma anche a Milano c'hanno la metro 2, guarda che roba te. E tu prendi la metro e te vai a vedere, o te fai il giro dei Frantoi, o vai alla Grotta di Zudda che è magnifica, o te ne vai come voglio fare io a vedere il museo che sta a Pantaleo. E te godi la giornata, poi torni, mangi e bevi, che vuoi più? Fa tu. Oggi è domenica, già c'è sta un bel casino, bella storia. C'è chi controlla se qualcuno c'ha i biglietti. Buongiorno a lei. Guarda che storia, te. Ai treni, manda so. Allora noi, come essi a Roma, fanno la pizza in teglia, no? Si sa, pizza romana, e però fanno pure a Sant'Adi, capito come? Qui stanno avanti, guarda che roba, guarda, e mica fanno solo la pizza. La pizza in teglia, però che la chiedono al libretto, un po' come a Cagliari, poi c'hanno qui a Sant'Adi il pane con olive, non manca mai. Poi sapevo la cosa bella qua a Sant'Adi, guarda che roba, guarda che bellezza. Giovani. Capito come? Giovani promettenti. E poi Giovanni con la moglie fanno delle cose fenomenali qua. Già che mi fanno far video, già ho detto, sono numeri uno. Allora io mi sono preso il pane con olive, che Giovanni già lo fa buono. E poi, visto che sto in tema aperitivo, vediamo se qua riesco a piare un bicchiere di vino. Non lo so, Andrea e Claudia hanno una cantina piccolina ma fanno dei vini strepitosi a costi giusti. Fanno pure l'olio, fanno un vermentino veramente buono, ma con gallura secondo me. E come molti nei territori sardi, loro hanno dedicato l'etichetta al vino con quello che è della zona.
Quindi c'è a Villa Peluccio c'è un dolmen molto famoso, non ricordo il nome, l'etichetta è fatta col dolmen. Poi c'è un'etichetta di un vino con la Dea Madre. Io pranzo qua. Speleo Club Santa Desi. Benvenuti. Qui ce n'è di storia da raccontare, e non poca. Queste sono grotte speleologi, grotte speleologhe, non lo so di bene, a parte grotta Izudas, che vale veramente la pena venire a vedere, meravigliosa, per le inflorescenze al suo interno. E le altre sono grotte dove puoi accedere solamente da speleologo. Ce n'è una veramente particolare che si chiama Grotta Subenatsu, perché era un tempio nuragico. Sono state ritrovate centinaia e centinaia di gocce. Dal frigo il bicchiere? O ambiente? Dalla posta giri proprio poco a sinistra e imbocchi la prima strada a destra. Tanto poi è sbarrata l'altra, la principale. Ma non mi sembra che Non è molto chiaro come si concentra sulla città. Allora, Questa è noi siamo piazza. qua, voi siete via... dove avete parcheggiato? Noi abbiamo parcheggiato proprio dall'altra parte, dovremmo essere più o meno. Dove siamo risaliti? Dove partivano i treni? Allora, parcheggiato, perché c'era quella. Allora sì, dovete continuare la strada. Uno così ce l'avete poi. Giancarlo. Però se rimane aperta la porta, no. Viene l'ingresso. Qualcuno ha visto il pannello della razza. Ora perché qui hanno allestito che fanno il pranzo anche dentro, altrimenti questa è una sala dove al di là che fanno i corsi da speleologo ci sono anche i materiali che hanno trovato nelle grotte o ricostruzioni di materiali. C'è pure un discorso di geologia. Voi non lo sapete, ma questi due uomini hanno tante cose da raccontare. Mo li vedi qua che cucinano, ma hanno un passato Burrascoso. burrascoso addirittura.